Buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, ai titoli del nostro telegiornale. Fedeli in ansia per Papa Francesco, oggi in tutte le chiese preghiere per il pontefice ricoverato in prognosi riservata. A Catania, denunciata un'estetista catanese che iniettava filler alle labbra in un centro totalmente abusivo realizzato in casa. È stata tradita da un video pubblicato sui social. Finto avvocato tenta la truffa del falso incidente stradale alla figlia di un 99enne. L'anziano catanese scopre il raggiro e fa arrestare l'uomo. Sepolti dalla spazzatura in alcune zone del quartiere San Leone a Catania, i residenti bloccati in casa dalle discariche abusive. Nuovo stop alle province, un ricorso al Consiglio di Stato potrebbe bloccare ancora le elezioni già calendarizzate per il prossimo 27 aprile. In mostra a Catania la cinepresa di Alfred Hitchcock fu inventata negli anni 20 da Gaetano Ventimiglia. Calcio in Serie C in Serie B il Palermo impegnato sul campo del Cosenza, Dionisi si gioca la permanenza in panchina. In Serie C Catania tra poco in campo ad Altamura in cerca di punti, domani il derby Messina-Trapani. Ancora buongiorno e buona domenica. Apriamo il nostro telegiornale con le notizie di Papa Francesco, ricoverato da quasi 2 settimane per una polmonite bilaterale all'ospedale Gemelli di Roma. Intanto oggi nelle parrocchie delle diocesi di tutta Italia si prega insieme per il Santo Padre. Durante la messa della domenica si prega appunto per le sue condizioni di salute, perché possano migliorare. Il servizio Simona Mazzone. Un grande Papa e giustamente sta in un momento particolare e giustamente dobbiamo pregare per lui. Dall'Italia all'Argentina, tutto il mondo unito in preghiera per la salute di Papa Francesco, da quasi 2 settimane ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Le sue condizioni tra alti e bassi stanno tenendo la comunità cattolica col fiato sospeso e per questo motivo in tutte le parrocchie delle diocesi durante la Santa Messa domenicale un pensiero è stato rivolto al Santo Padre. Qui siamo in una delle parrocchie di quartiere più frequentate a Catania, la Madonna della Salute, dove i fedeli si sono stretti in preghiera affinché Bergoglio superi questa difficile prova. Siamo tutti preoccupati per il Santo Padre perché giustamente siamo tutti affezionati a questa cara figura che è stata per tante persone veramente un punto di riferimento. Preghiamo soprattutto la Santa Vergine di Guadalupe, a cui lui è particolarmente devoto. Speriamo che il Signore intervenga con la sua potenza e con la sua grazia. Noi nel nostro gruppo stiamo proprio facendo giornalmente la preghiera proprio per Papa Francesco. Intanto le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto il Papa non è fuori pericolo, recita l'ultimo bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, mentre la comunità si stringe forte perché ancora non lo si vorrebbe lasciare andare. Chiediamo al Signore la guarigione, perché pensiamo appunto che il Santo Padre può ancora darci tantissimo e poi ci siamo umanamente anche affezionati. Però sappiamo che la morte, cristianamente parlando, non è la fine di tutto, ma è una fase nuova che ci apre all'incontro definitivo col Signore. Speriamo che questo incontro col Signore, umanamente parlando chiaramente, possa protrarsi un po' più in là. Adesso la cronaca, un filler alle labbra in un centro estetico abusivo. Nel catanese una donna è stata tradita dai social e viene denunciata ai carabinieri. Il servizio di Tonino De Mana. Tradita dai video su social e denunciata per aver allestito un centro estetico in casa dove iniettava filler nelle labbra. Un ambulatorio abusivo è stato scoperto dai carabinieri nel catanese, dove in tanti si presentavano per trattamenti estetici che la donna pubblicizzava con tanto di promozioni e video su TikTok. Uno di questi riguardava un trattamento filler labbra a 130 euro sotto Natale. La donna deve rispondere di esercizio abusivo della professione di medico estetico. I militari hanno individuato su Facebook, nella pagina del
nel mercatino dei Catanesi un video nel quale la ragazza inoculava con una siringa acido ialuronico ad una propria cliente, sottolineando gli ottimi risultati dell'intervento e pubblicizzando la sua attività, offrendo anche sconti sui trattamenti. In seguito ad una perquisizione domiciliare, i NAS hanno trovato confezioni integre di filler, alcune già utilizzate, che erano state buttate nella spazzatura, un'agenda con i nominativi dei clienti e i trattamenti eseguiti o da eseguire, con un tariffario a testimonianza che sempre più persone ricorrono rischiando a trattamenti di bellezza in luoghi non certo adatti. E la notizia riporta alla mente la tragica fine di Margaret, la ragazza di Lentini, morta a Roma dopo un intervento di rinoplastica. Adesso a Palermo turisti accerchiati e rapinate, auto usate per sfondare le vetrine senza poi rubare nulla, pneumatici squarciati. Un'altra notte di violenza per le strade del capoluogo. Manlio Viola. Ancora una notte di rapine, furti, violenza e vandalismo a Palermo, e ancora una volta la violenza di strada scatta proprio in quel centro città che una volta era il salotto buono. 3 turisti tedeschi sono stati aggrediti e rapinati in piazza Vigliena, ovvero i 4 canti di città. Secondo quanto hanno raccontato, sarebbero stati accerchiati da 5 persone che li hanno rapinati di cellulari, portafogli e documenti. Le vittime hanno poi denunciato tutto ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili. In un'altra area della città, invece, nuova vetrina spaccata con l'automobile in un distributore di benzina EOS. È successo in via Leonardo da Vinci. 24 ore prima era stata sfondata la vetrina di un altro impianto a Capaci. I ladri hanno rovistato negli uffici, ma senza portar via nulla. Indagini in corso invece su un atto vandalico in via Piersanti Mattarella, dove sono state squarciate le gomme di 5 autovetture senza alcun apparente motivo. Venerdì scorso, in via Roma, poco distante dal luogo dell'aggressione ai turisti della scorsa notte, era stato fermato invece un cittadino iraniano che da 2 settimane aggrediva i passanti e li picchiava senza motivo, mentre ieri erano stati presi di mira le vetrine di un negozio di calzature sfondate con un'automobile. Nei giorni precedenti altri negozi di ogni sorta avevano subito lo stesso destino. Precipitano con la macchina da un viadotto vicino al cimitero di Scordia, restano fortunatamente solo feriti 2 fidanzatini. Servizio di Salvo Cona. Stanno bene i 2 giovani fidanzati, 26 lui e 22 anni lei, che a Scordia, lo scorso 8 febbraio, sono stati soccorsi e tratti in salvo dai carabinieri dopo che l'auto sulla quale viaggiavano, di ritorno da una serata tra amici, nel percorrere il tratto delle SP29 antistante il locale cimitero, ha sfondato il muretto di contenimento della carreggiata, distruggendolo e precipitando nella scarpata sottostante dopo un volo di oltre 20 metri. L'auto è finita in un agrumeto a pochi metri dal torrente Cava. È stato lo stesso giovane, sbalzato fuori dall'auto durante la caduta nella scarpata, a telefonare al 112, permettendo ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia di arrivare prima del 118 e intervenire nonostante il terreno accidentato e reso viscido dalle piogge. All'arrivo dei vigili del fuoco giunti da Palagonia e del personale medico, i 2 fidanzati sono stati soccorsi e poi trasportati, uno presso il pronto soccorso del Policlinico e l'altra presso quello del San Marco di Catania, dove è stato accertato che non erano in pericolo di vita, ma avevano riportato ferite lievi. A Catania ancora una truffa, quella dell'incidente e del finto avvocato ai danni di una persona anziana. La vittima, questa volta un 99enne, aveva partecipato ad una conferenza antitruffa organizzata dalla sua parrocchia e si accorge appunto del raggiro. Il servizio è di Emanuela Corsi. Il metodo è sempre lo stesso. Il truffatore individua una persona anziana, la chiama al telefono, si presenta a casa spacciandosi per avvocato o carabiniere e si fa consegnare soldi o preziosi per risarcire un'ipotetica persona rimasta ferita in un incidente stradale causato dal figlio o dal nipote della vittima del raggiro. È quello che ha pianificato anche un 20enne catanese, già pregiudicato ai danni di un uomo di 99 anni. Peccato che il quasi centenario aveva partecipato ad una conferenza antitruffa organizzata dalla parrocchia e si è accorto
importo del raggiro. All'ora di pranzo il telefono di casa dell'anziano ha iniziato a squillare. Dall'altra parte un sedicente avvocato lo informava che sua figlia aveva causato un grave incidente stradale e che per risarcire la vittima, una donna in stato di gravidanza, era necessario pagare una cauzione di 16.000 euro. L'anziano, inizialmente preso dal panico, ha risposto di avere in casa soltanto qualche centinaio di euro, ma il finto avvocato si è accontentato della cifra che dopo poco è andata a ritirare. Dopo pochi minuti però ha richiamato la vittima, raccontando che la donna investita non giudicava sufficiente la somma e che voleva anche dei gioielli. A quel punto l'anziano si è ricordato di aver partecipato ad una conferenza antitruffa tenuta dai carabinieri dopo una funzione religiosa e ha capito di essere vittima di un raggiro. Ha interrotto la telefonata, ha chiamato la figlia, che naturalmente ha smentito di essere stata coinvolta in un incidente, e si è recato in caserma per sporgere denuncia. I militari dell'Arma, visionate le immagini di videosorveglianza della zona, hanno identificato il giovane catanese che era già stato arrestato per aver messo a segno un mese fa una truffa identica ad Agrigento. Montagne di rifiuti nel rione San Leone a Catania. Mentre il comune lancia un'offensiva contro gli incivili, i residenti di via Re di Puglia protestano per le discariche abusive fino a sotto casa. Il servizio di Tonino De Mana. Montagne di spazzatura ad altezza d'uomo, sparse ovunque, su quel che resta dei marciapiedi sventrati dai mezzi meccanici in occasione dei rari momenti di raccolta ed in prossimità delle scalette, quasi off limits ai residenti di via Re di Puglia. Entrare ed uscire dalla propria abitazione non è agevole e chi resta in casa non può neanche affacciarsi al balcone. Purtroppo ci dobbiamo convivere, non ci possiamo fare niente, un bel po', mi sembra che ha una settimana che non vengono a ritirare. Eppure lei la raccolta differenziata la fa, vedo che è tutto attrezzato. Sì, come lei ben vede abbiamo anche i sacchi messi là, a parte che i bidoni già sono pieni. Tra il giardino di casa e le scalette ci sarebbe il marciapiede, eccolo, somiglia ad un sentiero naturalistico. Purtroppo siamo in via Re di Puglia e non siamo in via Etnea. Questo signore non ha torto, in effetti via Etnea è lontana anni luce, lì è il salotto buono della città, qui sembra una succursale della discarica di Lentini. Esasperati i cittadini, in via Re di Puglia c'è gente che paga la salata Tari e che differenzia in modo corretto. 292 completa e che ora dovrebbe arrivare, speriamo che non ci siano aumenti, ma siamo regolarmente che paghiamo le bollette, io gliele posso anche far vedere. Da quando hanno tolto i cassonetti, noi facciamo la differenziata dall'altra parte, ma qua non ci sono né bidoni né niente, siamo dimenticati. Serve una repressione, solo in questo modo purtroppo si può trovare una soluzione, perché qui mi credo è invivibile. Nel muro si scorge un cartello, area sottoposta a videosorveglianza, ma è solo un deterrente e lo sanno tutti. Le telecamere non ci sono ed allora servirebbero maggiori controlli. Il comune di Catania, forte di un potenziamento dell'organico della polizia municipale, ha annunciato un giro di vite contro gli incivili, ma l'offensiva riguarderà anche via Re di Puglia? La speranza dei residenti, si sa, è l'ultima a morire. Adesso ci spostiamo a Siracusa, alla Mazzarona, popoloso quartiere appunto della città aretusea. I residenti scendono in piazza per dire no al centro comunale di raccolta che dovrebbe sorgere tra due palazzi appunto del quartiere, e poi denunciano lo stato di abbandono di tutta la zona. Dato per noi Francesco Aloi. Sono aberranti, i CCR sono importanti, ma davanti le case sono aberranti. CCR fuori dal centro abitato, dai balconi alla strada, è quello che i residenti di Mazzarona, popoloso rione di Siracusa, urlano ormai da diverse settimane. In questo spazio nei prossimi mesi dovrebbe sorgere uno dei 3 nuovi centri comunali di raccolta, ma a 2 passi dai palazzi. Per questo hanno deciso di unirsi e manifestare, ribadendo il loro no. Hanno fatto un progetto e una decisione senza criterio, non solo senza contattarci, perché anche se ci avessero contattato sarebbe stata una scelta scellerata. Qualche giorno fa sono stati anche a Palazzo Vermexio, ma l'amministrazione sembra voler proseguire per la stessa strada, perché cambiare area potrebbe significare perdere i fondi. Invece di lavorare per trovare un'alternativa, visto che gli è stata data una proroga fino al 2028, ancora continua a dare disagio ai residenti.
una buona amministrazione da buon padre di famiglia deve valutare tutte, a 360 gradi, tutte le problematiche. Ma la manifestazione non è solo per dire no al CCR, almeno in quest'area. I residenti vogliono che ci sia più cura per il quartiere, a loro dire abbandonato. Sicuramente più di cura al quartiere, che da anni è stato abbandonato al suo destino, non ci sono servizi, non ci sono appunto, non c'è manutenzione ai servizi che i due ci sono. Chiediamo decoro, chiediamo delle strade pulite, dei marciapiedi alberati, dei giochi e dei parchi per i bambini. E se la situazione non dovesse cambiare, non si tirano indietro all'ipotesi di altre manifestazioni. E adesso la politica. Il prossimo 27 aprile consiglieri comunali siciliani, i sindaci, saranno chiamati alle urne per eleggere i consigli delle 9 ex province. Ma dopo un tira e molla durato oltre 11 anni, queste elezioni rischiano nuovamente di essere stoppate. Ci spiega tutto Manlio Viola. Non c'è pace per le ex province siciliane, quando tutto sembrava ormai scontato. Con elezioni indette per il prossimo 27 aprile, ecco che arriva il ricorso a TAR per bloccare la consultazione. A presentarlo è stato il presidente del Consiglio Comunale di Ispica, Giovan Battista Genovese, rappresentato dal costituzionalista catanese Agatino Cariola. Chiede ai giudici amministrativi di sospendere il voto e di coinvolgere la Corte Costituzionale, sottolineando una serie di incostituzionalità della legge del Rio e della legge regionale in materia. Sotto accusa le elezioni di secondo livello che sottraggono ai cittadini la possibilità di scegliere i propri amministratori. Il ricorso arriva da un indipendente del centrodestra, ma non è detto che si tratti di fuoco amico. Tutti, tranne Fratelli d'Italia, infatti avrebbero voluto votare con elezioni a suffragio universale. Il perché qualcuno non vuole lo ha spiegato Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, ospite della trasmissione Il Punto. Se si fosse votato, probabilmente, parlo del mio partito, ma posso parlare anche del suo, la Democrazia Cristiana non avrebbe avuto più il 6,7%, ma avrebbe avuto il 10, l'11, il 12, non lo so, va bene. È chiaro che se prendiamo più noi, prendono meno gli altri. Allora, siccome bisogna tenere lo standard di quello che è stato il voto per le nazionali, dove è chiaro alcuni di noi sono stati svantaggiati perché non c'era l'effetto trascinamento, si pensa di continuare a tenere quello standard, impedendo ai siciliani di poter eleggere un organo che li possa rappresentare nel territorio. Favorevole alle elezioni a suffragio universale anche Cateno De Luca, che pone l'accento sulle storture del sistema elettorale di secondo livello. La Meloni, giustamente dal suo punto di vista, può permettere che una fuga in avanti della Sicilia rispetto a un disegno complessivo nazionale del quale comunque lei poteva essere in ogni caso protagonista? Probabilmente no. Questa valutazione è stata fatta, sono state fatte le ulteriori valutazioni, non escludo anche quella che Totò poco fa ha sintetizzato. Fatto sta che comunque noi stiamo arrivando, io mi permetto di dire, una grande sceneggiata, perché queste elezioni di secondo grado sono una grande sceneggiata. Dunque sono tanti dentro il centrodestra siciliano a voler evitare queste elezioni di secondo livello e magari aspettare la riforma complessiva degli enti locali che l'Italia farà probabilmente nel 2026. E adesso parliamo del Museo del Cinema di Catania, che accoglie in dono la macchina da presa OG300 inventata negli anni 20 da Gaetano Ventimiglia, operatore di ripresa che lavorò anche con Alfred Hitchcock, il servizio di Orazio Longo. Il barone Ventimiglia, così lo chiama il grande regista Alfred Hitchcock, tanto da inserirlo nei titoli del suo primo vero film, The Lodger del 1926, come Baron Ventimiglia. Ma il barone altro non era che Gaetano Ventimiglia, operatore di ripresa, definito dalla rivista francese Ciné Mirror come asso tra gli operatori più celebri. Ventimiglia era nato a Catania per poi spostarsi in tutto il mondo fino a diventare operatore di ripresa del maestro della suspense Hitchcock nel suo periodo inglese. Sono passati 100 anni da allora e a Catania è tornato un pezzo di quella storia, la macchina da presa OG300, inventata da Ventimiglia e ora donata dai suoi nipoti al Museo del Cinema della città, dove sarà presto esposta in modo permanente. Poi la macchina è stata perfezionata, infatti ci sono disegni di vario tipo e poi alla fine è arrivata la forma definitiva. Credo che se ne stiano stati fatti un paio di esemplari, ma gli altri sono spariti, questo è l'unico rimasto. Questa è un'innovazione, cioè questa si carica uno chassis, infatti c'era probabilmente gli accessori erano più chassis, per cui c'era
quelli che caricavano la pellicola per fare più velocemente. Oltre alla OG 300, Ventimiglia diede anche vita alla fortunata VistaVision, cinepresa a scorrimento orizzontale che, modificata, venne utilizzata per realizzare diversi film, tra cui Il Gattopardo di Luchino Visconti. Era proprio un altro mondo. Allora ci fermiamo adesso per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, partiamo dalla Serie B. Alle 15 Palermo è impegnato sul campo del Cosenza, rosanero che per non perdere il treno playoff devono necessariamente portare a casa i 3 punti. Marco Ulla. La vittoria del Cesena sul campo della Cremonese mette pressione al Palermo, che oggi al San Vito Marulla contro il Cosenza deve solo vincere. Sono 5 al momento i punti di distacco proprio dal Cesena, che occupa l'8° posto in classifica, ovvero l'ultimo per giocare i playoff. Ambiente teso, Dionisi rischia seriamente il posto, anche perché la classifica inizia ad essere sempre più deficitaria. Io ci sono, io credo in questa squadra, non dobbiamo guardarci indietro, non dobbiamo aver l'ansia perché altrimenti continuiamo a trasferirla, cioè non stanno funzionando le cose, benissimo, lavoriamo perché funzionino meglio, punto. Cioè, poi la matematica lo conosco anch'io, se prendiamo la classifica le so anche dire che siamo a -2 dal Cesena. Tornano tra i convocati Di Francesco e Insigne, ma dovrebbero partire dalla panchina. Nicolau non ce la fa, l'assenza dell'ex Spezia però non dovrebbe portare al cambio di modulo. Dionisi è intenzionato ad andare avanti con l'ormai consolidato 3-4-2-1. La soluzione che sembra più probabile è quella di vedere Blen arretrato sulla linea dei difensori. In avanti nessun dubbio, ci sono Brunori e poi Ampalo. Cosenza ultimo e alla disperata ricerca di punti. Fischio d'inizio alle 15. Adesso la Serie C, Catania tra poco in campo ad Altamura. Per le ultime notizie sentiamo Marco Carli. Buon pomeriggio da Altamura, alle mie spalle lo stadio Tonino D'Angelo, dove fra poco il Catania scenderà in campo per la gara contro appunto l'Altamura. Una partita importante perché viene dopo una prestazione non certo entusiasmante dei rossazzurri, anzi tutt'altro, il pareggio interno con la Casertana, che ha portato anche alla contestazione del pubblico. Catania che però prima della partita con la Casertana era stata proprio in Puglia, centrando un successo importante con il Monopoli. È il terzo viaggio in Puglia del Catania in questo mese, dopo Cerignola e Monopoli, appunto Altamura. Per quanto riguarda gli interpreti della gara, probabilmente non ci saranno né Di Tacchio né Allegretto. Al loro posto Quaini in difesa e Frisenna a centrocampo. Infiammazione tendinea per Inglese. Qualora si dovesse optare per risparmiarlo almeno dall'inizio, andrebbe in campo Corallo in attacco. Noi ci ritroviamo con tutte le informazioni del caso, i collegamenti dallo stadio D'Angelo e ovviamente la cronaca della partita e poi le interviste ai protagonisti su Telecolor a partire dalle 14:30. Dunque appuntamento su Telecolor a fra poco, però la linea può tornare allo studio. Grazie Marco Carli. Domani sera, sempre in Serie C al Franco Scoglio, andrà in scena il derby tra Messina e Trapani, in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi di salvezza e playoff. Sergio Colosi. Sembra quasi un paradosso per quanto vissuto in settimana, ma il Messina, battendo domani sera il Trapani, ha la grande occasione di agganciare la Casertana, sconfitta in casa dall'Avellino, e avvicinarsi al Latina, fermato dal Benevento. Se poi, come sembra, Turris e Taranto dovessero essere escluse dal campionato, il Messina perderebbe 9 punti, ma i campani 10. Siamo però nel campo delle ipotesi, perché la crisi giallorossa è ancora più grave di sopravvivenza, senza una società alla guida. Cissé è scomparso, di Alaimo non c'è traccia, come di Sciotto, mentre Mannino e Franza hanno dato disponibilità a rilevare il Messina, ma a costo zero da Sciotto, evitando possibili code in tribunale. Quanto basta per credere che difficilmente il Messina riuscirà a salvarsi, prima di tutto fuori dal campo. Problemi di altra natura per il Trapani, sempre più altalenante nelle prestazioni, ma in piena corsa per i play-off. Peloritani con Buchel recuperato e Costantino dall'inizio, forse in coppia con De Sena. Attacco Granata con Anatriello a guidare la pattuglia degli ex di quest'anno, insieme a Pavone da una parte, Crimi e Gelli dall'altra.
Il telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20, allora non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di domenica a tutti.